Amici di Cantiamo Napoli, un altro bel personaggio ci è venuto a trovare in questa nuova location e parliamo del nostro amico mitico Sasà Giordano. Allora, Sasà Giordano, nuova location, questo 2013. È tempo di innovamento, insomma, ci vogliono le cose nuove. Quindi Sasà Giordano ha acquistato una nuova, insomma, un nuovo staff. Sì. Alle sue spalle c'è un nuovo Il staff mio grande manager e produttore è Angelo Giordano. oltre a quello là non si cambierà mai, insomma. Io parlo, insomma, di struttura dove tu ti fornisci di canzoni Sì, e arrangiamenti. dal grande maestro Gigi De Falco che io chiamo qua. Ecco qua, la Falco Record, un altro prodotto Falco Record vicino a noi. Buonasera. Maestro, Buonasera. come state? Tutto bene, tutta alla grande? Tutta Si la procede, grande. si Quindi, procede. no, stavamo parlando della nuova entrata nella scuderia Falco Record del piccolo grande Sasà Giordano. Insomma. Sì, anche perché ci mancava, diciamo, una mascottina della Falco Record e lui si è trovato al momento giusto, al punto giusto. No, anche perché bravura e simpatia a parte. Insomma, A parte questo, perché è inutile dirlo, però lui è veramente bravo e sa cantare, si sa promuovere soprattutto e soprattutto ci news pubblico, sì. e quindi voglio dire ci sono gli elementi essenziali per fare qualcosa di buono. E a parte tutte queste belle doti, insomma, io secondo me non me ne voglio andare a casa, ma Sasà Giordano secondo me porta anche bene, voglio dire. Infatti sì. Io voglio salutare per il papà Angelo, per la sua produzione e unitamente per la moglie Lucia. Un bacio per tutta la famiglia. Allora, la canzone che ci fai ascoltare questa sera? La nuova versione di Scugnizza arrangiata dal maestro Gigi De Falco. E ricordiamo che prossimamente, fra non molto, uscirà il suo primo lavoro discografico. Quindi noi siamo in trepida attesa di questo nuovo evento per quanto riguarda la vita di Sasà Giordano artistica e insieme al Gigi De Falco, Sasà Giordano, Romina Sessi e Lello Fioretti vi diciamo Cantiamo Napoli!